Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, spero che stiate bene, mi raccomando non perdetevi l'appuntamento del 21 agosto, manca circa un mese ma sarà qualcosa di incredibile. Bene, oggi voglio farvi vedere questa partita dove i due giocatori se ne sono date di santa ragione, proprio come succedeva tanto tempo fa, una partita del 1800 che ha qualcosa veramente di incredibile. Il nero utilizzerà una difesa pessima, così pessima che poi il nero darà il nome a questo tipo di difesa. Diciamo che tutte le difese che non sono difese 300 sono pessime, però diciamo che questa è particolarmente pessima. Si scherza ovviamente. Bene, col bianco abbiamo Paul Morphy, col nero abbiamo Burns. Voglio dire due paroline su Morphy se non lo conosci perché è molto importante a livello storico. Morphy è stato il primo campione del mondo ufficiale nella storia degli scacchi, quindi è un personaggio molto importante ed è stato uno scacchista statunitense ed era fortissimo. In Europa invece a comandare a livello scacchistico c'era un certo Staunton che sicuramente avrei conosciuto proprio perché ha dato il nome ad un set di scacchi, no? A dei pezzi scacchistici in legno che vengono utilizzati spesso anche oggi nei tornei. E quando Morphy andò in Europa per cercare la famosa sfida contro il campione europeo che era Staunton, quest'ultimo si rifiutò di giocare dicendo che era impegnato nella stesura di un nuovo libro scacchistico didattico e quindi non avrebbe avuto tempo per questa sfida. Qualcuno dice che sia stata solo una scusa onde evitare di perdere clamorosamente. Comunque sia, vediamoci la partita di oggi. E 4 apre Morphy e Burns F6. Dopo F6 il computer mi dà un vantaggio di più 1,26, quindi come se il nero subito ha perso un pedone. Perché questa mossa è così brutta? L'abbiamo detto diverse volte, questa diagonale è particolarmente sensibile, andare ad aprirla in questo modo è veramente, ci vuole coraggio. Perciò Morphy decide di prendersi il centro, questi pedoni controllano le case centrali e semicentrali, quindi tutto secondo i principi generali della teoria di scacchi, e 6. E lo scopo è quello di giocare il cavallo in E7 per sostenere la spinta in D5 e ovviamente il pedone F6 serve a cercare di evitare l'avanzata poi del pedone 5, quindi tutto sommato un suo senso ce l'ha. Alfiere D3, continuando lo sviluppo, permettendo all'alfiere in futuro di andare su G6, cavallo in E7, alfiere in E3. Probabilmente c'erano mosse migliori rispetto a questa, ma va bene. D5, cavallo C3, D per E4, cavallo per E4 e ora si è creato un bellissimo posto per questo cavallo. Cavallo D5, il cavallo minaccia l'alfiere, probabilmente qui la mossa migliore è ritirare questo alfiere per poi giocare la spinta C4, in modo tale che questo alfiere poi vada a controllare queste case e quindi il cavallo sarebbe costretto poi a una ritirata, ma Morphy gioca cavallo H3. Una mossa un po' insolita, come dicevo ai tempi la teoria degli scacchi non era così consolidata come oggi, quindi ci stanno mosse di questo tipo. Alfiere 7 preparandosi per un arrocco probabilmente, donna H5 scacco. Ecco, questa è sicuramente una mossa che fa guadagnare al bianco un tempo e fa allo stesso tempo al nero, lo costringe a spingere un pedone indebolendo ulteriormente la propria struttura. Ecco perché questo tipo di mossa è buona. Non solo, adesso la donna può andare in H6 impedendo l'arrocco, poiché se c'è un pezzo in mezzo tra la torre e il re l'arrocco non si può fare. Non solo, la donna poi minaccia di andare anche in G7 dove minaccerà la torre che sarà costretta ad andare in F8, poi si potrà pappare il pedone in H7, poi pian piano anche quello in G6, quindi è veramente un casino e qui il nero deve prendere provvedimenti e lo fa con l'alfiere F8, una ritirata direi necessaria, seguirà poi alfiere G7 con arrocco. Donna in H4, continuando a fare un po' di pressione, alfiere G7, arrocco, arrocco.
Generalmente quando i due giocatori fanno un arrocco uno dopo l'altro significa che siamo in presenza di una partita equilibrata e infatti il computer mi dice che siamo in una situazione di parità. È il momento di C4, interessante, qui le due possibilità sono o cattura dell'alfiere o cavallo in B4. Burns decide di catturare l'alfiere e adesso il bianco si ritrova senza l'alfiere camposcuro, con un pedoncino un po' debole qui, però ha un buon centro sicuramente, ha buone possibilità di attacco, ha possibilità di sacrifici, ha una torre molto attiva, possibilità anche di manovrare queste torri aumentando le pressioni e i sacrifici sull'arrocco, quindi tutto sommato la situazione del bianco non è male. F5 con l'idea di consolidare la propria struttura di pedoni e di aprire il raggio d'azione dell'alfiere camposcuro. Questo cavallo ovviamente deve togliersi e va in G5, dove insieme alla donna minacciano matto su H7. Qui ci sono due possibili difese. Una è giocare H6, l'altra è giocare H5. Quale delle due difese ti piace di più? H6 o H5? Pensaci un pochettino. La mossa corretta probabilmente non lo diresti, ma è H6. Perché H5 che sembra così forte in realtà non lo è? Dici, cavoli, creo una bellissima catena di pedoni. Purtroppo il bianco dispone di una mossa offensiva molto forte che è G4. Questo pedone G4 può essere catturato sia col pedone in H che col pedone in F. In entrambi i casi non funziona. Vabbè, col pedone in H non ne parliamo neanche perché si prende lo scacco matto subito, il re non può andare da nessuna parte. Se si cattura con il pedone in F si crea una bellissima debolezza, anzi due debolezze. Ora ci sarebbe torre per F8, donna per F8, alfiere per G6 sacrificando il proprio cavallo, G per H, donna per H5, la situazione è molto grave. Questa casa, questa diagonale è controllata dall'alfiere, la donna minaccia di andare matto. Ora c'è qualche possibilità difensiva per il nero, ma tieni conto che il bianco in poco tempo può portare la torre qui e contribuire con l'attacco. Il nero ha dalla sua parte questi tre pezzi che sono rimasti ancora nella propria casa di partenza. Motivo per cui su questa mossa la difesa migliore è H6, scacciando il cavallo che va in F3. E5, cercando sia di rompere la struttura pedonale, sia di spingere su E4, sia di creare un attacco di scoperta sulla donna, che al momento però è difesa dal cavallo. Qui il bianco gioca cattura di donna. Ti faccio vedere una continuazione simpatica, anche se non è, diciamo, se tutte le mosse non sono obbligate. Per esempio C5, il nero per esempio gioca questa con l'idea di andare a papparsi uno di questi due pezzi. Qui ci sarebbe stato lo scacco di alfiere, re in H8, cavallo in E5 e ora questo cavallo attacca su questo punto e se il nero decide di prendere la donna pensando di andare in vantaggio, in realtà ci sarebbe cavallo G6 e ci riprendiamo la donna, abbiamo guadagnato un pedone dell'arrocco e abbiamo distrutto la struttura pedonale dell'arrocco, quindi era molto carina. Il bianco decide di catturare, torre per, e adesso ovviamente bisogna difendersi da questa minaccia, perciò viene giocata alfiere C2. E per D4, e per D4, alfiere per D4, scacco. Ora fra poco facciamo un po' di considerazioni per cercare di valutare la situazione. C per D4, torre per D4. Siamo in questa situazione dove praticamente il nero ha un pedone in più, siamo 6 pedoni per il nero contro 5 per il bianco, ma c'è un po' di compenso perché il bianco comunque ha l'attività da parte sua, mentre questi tre pezzi, come abbiamo già visto prima, del nero sono ancora tutti nella propria casa di partenza e questo è un problema. Il bianco decide di giocare sull'attività, torre 1, con l'idea di andare qui e creare un attacco doppio. Ovviamente il nero non può permettersi questo e gioca re in F7 per controllare tutte le case.
Ora c'è questo pedone sotto, viene giocata la mossa C5 con l'idea che se la torre va in C4 per catturarmi il pedone, io gioco alfiere B3 e inchiodo la torre. E ovviamente Barnes non era un giocatore alle prime armi, vede questo tatticismo, gioca prima alfiere 6 sia per difendere questa diagonale e quindi togliere la torre da eventuali inchiodature eccetera eccetera, anche se comunque il bianco potrebbe fare quella mossa, ma serve anche e soprattutto a chiudere la colonna della torre, quindi togliere un pochettino di forza alla torre bianca. Torre in A va in D1, cavallo C6. Che cosa sarebbe accaduto dopo il cambio di torri? Torre per, l'alfiere poteva catturare questo pedone, ma attenzione, ci sarebbe stata torre D8, cavallo e torre sarebbero stati totalmente bloccati, quindi il bianco avrebbe avuto compenso. Su cavallo C6 abbiamo detto che viene giocata invece torre per, cavallo per. Praticamente abbiamo una situazione simile, abbiamo lo stesso numero di pezzi, il nero ha sempre un pedone in più, l'alfiere si sposta, va in A4, G5 per togliere le case al cavallo, per manovrare, torre D1 per minacciare il cavallo, torre D8 per sostenere il cavallo. A3 con l'idea di spingere B4 e creare una solida struttura di pedoni, F4, questi pedoni diventano sempre più forti e ora c'è anche la minaccia della cattura su H3. Nel momento in cui i pedoni del bianco sono in questo modo, i pedoni del nero sull'ala di re diventerebbero ancora più forti. Cavallo F2, bisogna scappare da questa situazione e adesso cavallo E2 scacco con attacco di scoperta sulla torre anche se è difesa da alfiere e cavallo. Re per F1, cambio di torre e ci siamo in questa posizione. Abbiamo alfiere contro cavallo e cavallo, il nero è sempre un pedone avanti, cavallo D4, abbiamo sempre questa situazione del nero che ha un pedone in più, re in E1, re in F6. Barnes era molto forte nei finali e sapeva giocarli molto bene, quindi guarda come centralizza il proprio re e come manovra i pedoni. Re D2, cavallo B3 con un attacco doppio indifendibile se non dando l'alfiere, quindi qui il nero costringe il bianco a dare il proprio alfiere e siamo arrivati in un finale iper semplificato, alfiere contro cavallo, dove il nero ha un pedone in più. Questi finali sono molto difficili da giocare perché è semplice che la situazione si ribalti, quindi se non si sta molto attenti questo cavallo può fare un doppio e papparsi pian piano tutti i pedoni o addirittura anche l'alfiere. Cavallo G4, attacco doppio stradifendibile con re G6, G3 la mossa che viene giocata e adesso F per G3. Tu probabilmente mi dirai perché qui il nero non ha spinto questo pedone. Sicuramente si poteva fare, il problema forse era capire come difendere poi questo pedone. Sicuramente si sarebbe potuto difendere con un alfiere, ma avrebbe comunque il nero magari avuto qualche difficoltà a supportarlo, chissà, forse sì, forse no. Il nero trova comunque un altro modo per portare a termine il proprio piano. Cavallo è sotto minaccia dal pedone che va in F2, re in F5, il re va vicino ai propri pedoni, in caso di cambio catturerebbe col re e si avrebbero due pedoni uniti molto ma molto forti. Re C3 scacciando l'alfiere che va in D5, questo alfiere controlla una bellissima diagonale. Re D4 minacciando l'alfiere, C6 e ora l'alfiere è praticamente inattaccabile. B4 con l'idea di andare a spingere anche B5 cercando di rompere la struttura ad ovest del nero, alfiere G2 con l'idea di portarlo in F1 e rendere impossibile poi questa spinta su B5. G per F4, ora abbiamo detto non si cattura con il pedone ma bisogna catturare col re perché questi due pedoni uniti sono più forti rispetto a questo tipo di situazione. Ok, A4 sempre con l'idea di spingere B5, alfiere F1 con l'idea appunto di bloccare e super controllare la casa B5.
cavallo in E4, H4, iniziano le spinte di pedoni per andare a promozione, cavallo D2 minacciando l'alfiere, alfiere in E2 e cavallo in E4. G4, pian pianino il nero acquista terreno, probabilmente negli scacchi moderni qui il bianco avrebbe già abbandonato da diverso tempo, ma all'epoca probabilmente sui finali c'era ancora meno teoria e il nero, scusami, il bianco sperava sempre in una vittoria. Cavallo F2, re F3, cavallo in E4 e attenzione, alfiere in F1. Siamo in una tipica situazione di Zugzwang. Questo tipo di termine è molto strano, sta a significare, lo si utilizza spesso nel finale, ma è raro, ma si può trovare anche nel medio gioco, dove l'avversario, in questo caso il bianco, non ha più nessuna mossa utile, cioè qualsiasi mossa che fa praticamente lo fa perdere. Se spinge qui perde gli scambi, se spinge qui crea il buco su B5 e non potrà mai più spingere B5, se spinge qui non ne parliamo, permette la spinta del pedone, se allontana il re dal cavallo si perde il cavallo, se si muove il cavallo permetterebbe al nero questo tipo di spinta, quindi il nero è in Zugzwang. Re 5, il re si muove qui cercando di stare vicino al cavallo, ma ciò non cambia la situazione. Alfiere di 3, ora l'idea è quella di cambiare il cavallo o di catturarlo addirittura in modo tale da spingere G3. Cavallo G5, scacco pensando di recuperare un po' di tempo, re G2. Ora Morphy cerca la disperata soluzione di contrattacco. Re per H2, re C7, re G3, dando così la possibilità di spingere. Questo è molto importante, questa mossa è importante. G3 comunque sarebbe stata vincente, ma offriva al nero questa soluzione, scacco con attacco doppio. Questa mossa secondo me è più elegante, re G3 toglie la possibilità di scacchi al cavallo e viene spinto il pedone a promozione. Ovviamente dopo H3 il cavallo potrà sacrificarsi su H3, ma c'è l'altro pedone che prende il posto di questo pedone H3, quindi la promozione è assicurata. Re B7, H3 e niente, qui essenzialmente finalmente Morphy, il bianco, abbandonò. Ma come poteva continuare la partita? Poteva continuare in questo modo. Vabbè, ovviamente dopo il sacrificio la promozione è assicurata. Fra due case il nero va a promozione. Una mossa più interessante sarebbe stata per il bianco giocare B5. A questo punto dopo H3, scusami, di giocare B5. A questo punto il nero avrebbe potuto comunque continuare a spingere H2, B per C6, donna che inchioda questo pedone, il re non si può muovere, il re non può andare in B8 con l'idea di supportare la promozione perché semplicemente perderebbe il proprio pedone, quindi è veramente triste come situazione. Altra possibilità è quella di catturare subito, aspetta, torniamo indietro, scusa, di una mossa, catturare subito questo pedone. Il bianco ha questa risorsa, ma è vero che arriviamo entrambi a promozioni fra due tempi, ma il nero arriva a promozione con lo scacco e quindi gli permette poi di catturare anche questo pedone. Ok, va bene, la partita è finita, spero che ti sia piaciuta, è stata interessante, come hai visto qualche piccola imprecisione c'è stata proprio perché eravamo un po' agli albori di questo gioco fantastico, comunque una partita sicuramente di livello. Spero che ti sia piaciuta, noi ci vediamo domani con un altro nuovo video, ti invito come al solito a lasciare un like, un commento e se ancora non l'hai fatto di iscriverti al canale. Ci vediamo domani, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!